Buonasera a tutti. Siamo al secondo incontro del nostro ciclo, diciamo primaverile, oggi sì primaverile, dell'Associazione Biblioteca Austriaca, quindi insomma saluto tutti a casa e anche chi è collegato. E sono molto contenta, ce l'abbiamo fatta. Che oggi con noi ci sia il dottor Roberto Keller, che diciamo che l'incontro di oggi è in parte anche nell'ambito anche degli incontri con l'esperto che abbiamo nella nostra università, che penso molti di voi conosceranno appunto attraverso la sua casa editrice, che è una delle case editrici insomma che ha un programma molto vicino, devo dire, ai nostri interessi, agli interessi sia dell'Associazione Biblioteca Austriaca che nel nostro corso di laurea, non solo in quanto abbiamo una doppia laurea in letteratura austriaca, ma perché anche l'Università di Udine ha una tradizione, vedo infatti sono presenti anche alcune colleghe e anche collegati, insomma una tradizione oramai insomma, di lunga data che è una delle pochissime università in Italia in cui si insegnano le lingue e le culture e letterature dell'Europa centro-orientale. Quindi diciamo questo Mitteleuropa, Mittelosteuropa, diciamo, è al centro del programma della tua casa editrice ed è un programma molto coraggioso. La casa editrice nasce nel 2005, penso che poi ci racconterai un po' tu la storia. Ovviamente tutti la conosciamo per la grande scoperta appunto del premio Nobel Herta Müller, che è stata pubblicata dalla Keller prima che diventasse premio Nobel, e in Italia nessuno sapeva chi fosse, però insomma da quegli anni poi il percorso è stato molto lungo, sono tantissimi titoli e penso su alcuni ti soffermerai, magari poi ci sarà spazio anche per le domande, però ti lascio la parola anche perché ne parlavamo adesso quando ci siamo appena incontrati, siamo anche incuriositi da quello che è anche il lavoro di una casa editrice, magari qualcuno dei nostri studenti che è qui o che è a casa, magari prima o poi magari collaborerà con te, chissà. Ecco, quindi grazie ancora, insomma, di essere qui e insomma ti lascio la parola e vado nel pubblico. Benissimo, allora grazie dell'invito alla Biblioteca Austriaca e all'Università, e diciamo che è sempre bello raccontare un po' la casa editrice, perché è un po' anche un momento per noi per fare un po' il punto della situazione e capire dove siamo arrivati. Comunque io parto sempre dal fatto che non tutti conoscono la Keller Editore, ma è che fortunatamente è giusto così. Penso che per gli editori rimanere umili, sì, avvicino il microfono, che per gli editori rimanere umili sia sempre un pregio e non un difetto, quindi è meglio sempre ripetere le cose. La Keller è nata nel 2005, è nata in un'altra terra di confine come la vostra, che è il Trentino Alto Adige, e che come la vostra, come una parte ovviamente di questa regione, fino al 18 era sotto un'altra, diciamo, sotto un'altra nazione. Sì, a me non disturba. Perfetto. Ok. E ovviamente sia qui immagino che come in Trentino veniamo tutti da famiglie che hanno avuto i nonni che sono nati sotto l'impero asburgico, cresciuti sotto il Regno d'Italia e morti sotto la Repubblica. Quindi partendo da questo è un po' nata la Keller e anche dalla, come dire, riflessione su quello che è il tema del confine. Perché diciamo che nel tempo il tema del confine è diventato quasi un po' un tema retorico e invece a noi interessava scoprire il confine come qualcosa di un po' diverso, forse qualcosa che raramente viene interpretato, non come una divisione tra nazioni, una divisione tra geopolitica, ma soprattutto invece come membrane porose, permeabili, in cui le cose passano le parole. Penso che capiti anche qui come ad esempio nel dialetto trentino, che è la parte, diciamo, a maggioranza italofona del Trentino Alto Adige, esistono parole chiaramente di origine tedesca che sono rimaste nella parlata quotidiana, ma passano, cosa? Ad esempio Krahen, ad esempio, e altre, insomma, e, e ci danno l'idea che appunto i confini come qualcosa che separa li abbiamo messi noi in realtà come esseri umani, come stati, ma in realtà le cose viaggiano. Rigoni Stern amava raccontare, amava dire che le mucche non si chiedono se stanno brucando in Austria o in Italia, no? Quindi è un tema quello. E quindi ci piaceva un po' reinterpretare questo tema del confine,
non come qualcosa di subito, ma come qualcosa di attivo, di positivo. E quindi l'idea era di pubblicare, scoprire delle cose che ci interessavano al di là del confine naturale delle Alpi e portarle in Italia. Due cose poi sono accadute. Anzitutto che il mondo che stavamo guardando, non tanto come progetto iniziale, ma come proprio tensione nostra di curiosità e interessi, è poi coinciso con quello che era l'impero austro-ungarico, no? Con questa grande, ovviamente, varietà di lingue, popoli, letterature. E poi l'altra cosa è che i confini che saltavamo, ad esempio le Alpi, anche quelli erano territori interessanti per un editore. Faccio un esempio abbiamo un autore abbastanza famoso del suo paese d'origine, che è la Svizzera, ma che in Italia sta, come dire, riscuotendo libro dopo libro sempre maggiore successo, che è Arno Kamenisch, che è un autore di lingua romancia, quindi del cantone dei Grigioni, e che quindi e che è riuscito, ovviamente lui diciamo che scrive in tedesco, è partito, come dire, con delle opere dove il romancio aveva una parte importante e poi via via il romancio è rimasto una traccia all'interno di modi di dire, di slang, eccetera, nelle sue opere, per raccontare però questo mondo che di fatto, come il mondo alpino, sta un po' scomparendo, insomma, perché le lingue minoritarie tendenzialmente ormai si appoggiano alle lingue forti per tutto quello che è tecnica, scienza e novità, e quindi piano piano si depauperano. E, e quindi appunto il tema era questo. La casa editrice è nata con due collane sostanzialmente all'inizio, erano due collane di narrativa. La prima collana si chiamava Vie, la seconda collana Passi. L'idea era di usare anche nei nomi delle collane l'idea di un movimento sia orizzontale che verticale. Le vie ovviamente sono le vie romane, ma per chi ha dimestichezza con l'arrampicata sa che le vie ideali che si tracciano sulle pareti per le ascensioni si chiamano appunto vie. I passi ovviamente sono i passi del camminare, ma sono anche i passi alpini. Quindi abbiamo giocato su questa cosa e abbiamo ovviamente prodotto una serie di titoli in maniera molto lenta. In realtà i primi anni abbiamo pubblicato 2 o 3 titoli, fino di fatto al 2009, quando ci è scoppiata tra le mani, diciamo, una cosa fortunata, però di fatto l'avevamo anche scelta, quindi mettiamo insieme le due cose, che è stato il premio Nobel Herta Müller. Lì è successa una cosa un po' particolare. Tendenzialmente il premio Nobel, voi sapete, viene dato alla carriera di un autore o di un'autrice, non viene dato a un'opera singola. Però nell'Italia di allora è stato collegato esclusivamente al nostro libro, che di fatto è, assieme all'altro libro, L'altalena del respiro, pubblicato poi successivamente da Feltrinelli, fosse i due capisaldi della produzione letteraria dell'autrice di lingua tedesca ma di origine rumena, del Banato, che appunto, insomma, diciamo i due proprio lavori principali. E quindi la gente poi ha atteso tantissimo la pubblicazione dei nostri titoli, perché ovviamente era un piccolissimo editore, penso che avessimo forse 10 titoli a catalogo, quindi proprio minuscolo, per riuscire a portare in libreria come dire, le copie che erano richieste, che erano tantissime copie. Lì, adesso racconto un ricordo personale, di fatto le prime edizioni della Keller erano un po' come le edizioni di Sellerio, vi do l'idea che hanno questa immagine centrale, la differenza è che noi avevamo uno sfondo colorato diverso per ogni opera e questa etichetta centrale veniva applicata a mano. E dopo ovviamente il premio Nobel abbiamo smesso di farlo perché è stata un'impresa incredibile, non ce l'avremmo mai fatta e devo dire che lì la città, molti della città di Rovereto ci hanno dato una mano per molti mesi per venire in legatoria ad applicare, ad aiutarci ad applicare queste etichette. Da allora la Keller un po' ha cambiato passo, è cresciuta, ha cominciato a sondare sempre di più le letterature dell'Europa centrale e orientale e ha aumentato i titoli, le novità, ecco, a catalogo. Adesso siamo attorno alle 22 novità all'anno, solo traduzione, quindi insomma un impegno direi importante per un editore delle nostre dimensioni e che si è guadagnato anche, come dire, ha costruito anche un'identità molto particolare. Nel tempo abbiamo aggiunto a queste due collane iniziali altre collane. La seconda si chiama Razione K, per chi ha fatto il militare o comunque ha avuto parenti che hanno fatto il militare sa che la Razione K è una razione
essenziale quotidiana che viene data ai soldati in momenti di combattimento, di addestramento, perché hanno le, come dire, le calorie necessarie per lo sforzo fisico. E a noi piaceva giocare ovviamente sull'idea di avere qualcosa di essenziale con il logo per comprendere il mondo. Ed è nata così la nostra collana di reportage. Credo che sia stata probabilmente la prima collana esclusivamente dedicata al reportage a nascere in Italia, quando è nata, e poi è stata ovviamente, come dire, visto che il reportage sta crescendo molto, è stata ripresa anche da altri editori questa idea, ecco. La quarta collana, sempre in traduzione, si chiama KSE ed è dedicata esclusivamente alla saggistica. Peschiamo tantissimo ovviamente dal mondo tedesco, ma anche da altre parti. È una saggistica, una collana che ha, come dire, aperta a molte tematiche diverse. Abbiamo cominciato ovviamente con libri di storia, ma all'interno abbiamo anche libri di antropologia, di filosofia. Abbiamo ad esempio Il tempo di Safransky, che è uno dei grandi intellettuali tedeschi. Abbiamo pubblicato questa antropologa nippo-americana, Singh, che ha fatto un libro che si intitola Il fungo alla fine del mondo, che è un libro che è diventato ormai un libro di riferimento non solo per il movimento ambientalista, ma anche per tutti i corsi di antropologia e sociologia, perché è un libro che segna un passo diverso nel rapporto, ad esempio, tra uomo e natura. E lo racconto perché è un esempio strano e particolare di come a volte un editore sceglie un titolo, però nel tempo che lui impiega per tradurre e curare questo titolo diventa qualcos'altro. Ad esempio, noi abbiamo pubblicato dopo 2 anni e mezzo che abbiamo acquisito i diritti, in quei 2 anni e mezzo è diventato veramente un libro di riferimento. Quando è uscito in italiano, poi è diventato veramente un libro richiestissimo e continua a essere molto richiesto. E il tema è molto interessante perché l'autrice analizza il matsutake, che è questo fungo giapponese. Per i giapponesi è un fungo fortemente simbolico, perché di fatto è secondo loro l'essere l'unico, il primo essere vivente a essere nato sui disastri di Hiroshima e Nagasaki. No, no, è un fungo commestibile che ha più o meno un odore acre e forte come per noi ha il tartufo bianco e ha lo stesso valore economico per loro, cioè attorno a questo fungo si crea e si è creato un immenso, diciamo, mondo economico, un grande mondo economico fatto ovviamente di cercatori, di grossisti, di venditori. Ed è ovviamente un fungo molto cercato anche nelle cerimonie buddiste, eccetera. È un fungo che nasce però con questa peculiarità solo nell'emisfero settentrionale, quindi nasce ovviamente ad esempio negli Stati Uniti, eccetera, ma non nasce nella natura selvaggia. Nasce solamente negli ambienti perturbati dalla presenza umana. Ad esempio, uno dei territori dove nasce più facilmente sono le foreste mezze distrutte del Colorado, per darvi un'idea. Però questo fungo ha anche la capacità di reinnescare un po' l'attività della vegetazione a cui lui si collega e di velocizzare il recupero dell'ambiente, come dire, rispetto ai danni che ha subito. E ovviamente in quella collana poi è uscito un altro libro importante, almeno per noi, penso anche per voi, che è l'Impero Asburgico, una nuova storia, che è come dire, un testo importante perché ha un po' diciamo, diciamo, ridisegnato il tema e ridefinito il tema della dissoluzione dell'impero asburgico a seguito delle spinta centrifuga dei nazionalismi, no? Degli italiani, dei croati, eccetera. Invece questo libro si occupa, in realtà cerca di tirare le somme e di raccontare come l'impero asburgico negli ultimi secoli ha cercato di normare, di creare delle leggi che in realtà tenessero unite le persone e che fossero in realtà delle leggi utilizzabili da tutti. Ed è un libro in realtà che ha una forte connessione. Scusate, l'autore è Peter Judson, che insegna anche all'Università Internazionale di Firenze. E è un libro importante perché in realtà ha forte connessione in realtà con le dinamiche europee attuali, perché di fatto uno dei problemi dell'Europa è legiferare con delle leggi che siano valide per tutti, tenendo conto però delle tante diversità nazionali in cui ci ritroviamo. È un libro che ha funzionato molto bene. Il,
E vengo un po' al tema che ho scelto oggi, poi quindi tornerò un po' in mezzo ai libri. Ho scelto il titolo Dove si incontrano le acque perché è un libro che uscirà fra poco per la Keller Editore. Non è un libro scritto da un tedesco, da un austriaco, ma è un libro scritto da due francesi che però sono esperti di Balcani e Caucaso e hanno messo insieme questo progetto interessante. Loro hanno deciso di raccontare i Balcani, il Caucaso e anche una parte dell'Italia, partendo con questa barca a vela dalla Calabria e poi, vuol dire, facendo scalo in numerosi porti fino ad arrivare all'interno del Mar Nero, eccetera. Siamo prima dell'invasione ucraina del 2022, però di raccontare così i territori all'interno, quindi prendere lo scalo come occasione di partenza per raccontare tutto ciò che accade all'interno. E ripensando a questo titolo e a quello che fanno questi due autori, ho pensato che una cosa interessante è ripensare un po' alla Mitteleuropa come un mondo fatto di acque e non solo di pianure, di altopiani, eccetera, insomma, e anche di montagne, insomma, penso ai Carpazi. E perché in effetti questo tema torna abbastanza spesso ed è molto affine al tema del confine, perché una cosa che a me affascina molto e all'interno della Canesi ci affascina è confrontarsi con queste geografie impure, queste geografie che non sono ben definite, i confini non sono ben definiti così come li intendiamo noi. Noi i confini lo intendiamo proprio come se fosse un fiume carsico che nasce in un luogo e spunta da un'altra parte, portandosi dietro tutte le cose che incontra. E quando quindi troviamo un'acqua, quando ti troviamo dall'altra parte, che è molto diversa dall'acqua di partenza. E quindi insomma i fiumi, le acque hanno questa cosa interessante. Lo scorso anno abbiamo pubblicato un libro di Nick Thorpe che da 40 anni o 35 anni è l'inviato della BBC per l'Europa orientale, vive da 35-40 anni a Budapest e da lì fa il suo inviato. E ha in tutti questi anni esplorato in lungo e largo il Danubio e ne ha tratto un libro bellissimo, secondo me, che è un libro che va messo di fianco a quello di Magris. Perché dico questo? Perché è l'altra metà della Luna. Perché noi siamo abituati a pensare al Danubio tendenzialmente come un fiume, diciamo, dalla forte connotazione austro-tedesca, anche culturale ovviamente. Però la cosa che fa Nick Thorpe è in realtà partire dal Mar Nero, quindi dalla foce, dal delta del Danubio, e ripercorrono in senso contrario. E facendo questo ci racconta in realtà un est, chiamiamolo un est rispetto al mondo tedesco, estremamente ricco e variegato, che è qualcosa di diverso ovviamente dal mondo tedesco e dal Danubio che noi immaginiamo, ma che è complementare. Ed è un est anzitutto ricchissimo dal punto di vista naturalistico, cioè il primo capitolo sul delta del Danubio è qualcosa di spettacolare, ricchissimo di memorie storiche che si sovrappongono ovviamente dalle memorie ovviamente ottomane fino poi a quelle sovietiche o di regimi vicini all'Unione Sovietica e, e di quello che in realtà questo fiume rappresenta come sfida per gli stati che oggi attraversa. E quindi questo a me piaceva, cioè mi piacciono queste geografie contaminate, che richiama ovviamente un libro che per noi è un libro assolutamente di riferimento nel catalogo di un autore austriaco, Martin Pollack, che purtroppo è venuto a mancare poche settimane fa e che ha pubblicato con noi Paesaggi contaminati, che è un librettino secondo me splendido, sono 3 lezioni che lui fa dedicate ai paesaggi contaminati. Per chi non conosce Martin Pollack, Pollack è uno scrittore era uno scrittore che ha fatto i conti con la memoria di famiglia, la sua famiglia ha aderito al nazionalsocialismo fin dalla prima ora, è una famiglia austriaca che aveva anche, come dire, viveva in realtà in un territorio a maggioranza slovena e che ha aderito, come tantissimi, come dire, come tantissimi... Ok. E che ha aderito, insomma, come tanti tedeschi di allora, a questa, come dire, a questo fascino, ecco, che aveva il nazionalsocialismo allora, in particolare la sua famiglia, tant'è che suo padre poi morì in seguito, era ormai un criminale di guerra, morì al Brennero, in Trentino Alto Adige, mentre cercava di
con un passatore di fuggire probabilmente verso il Sud America. Lì ci fu uno scontro a fuoco dovuto al denaro e ai preziosi che quest'uomo portava con sé, e lui da lì partì poi per raccontare la storia della sua famiglia, trasformando la sua vita di scrittore e come dire, di scrittore, di uomo di cultura, ma anche la sua vita stessa quasi in un'opera di riparazione rispetto alla memoria e come dire, e al rapporto che noi stessi abbiamo con la memoria del nostro paese. In questi... Prego. Ok. E infatti in queste 3 lezioni, ma in tutti i suoi libri, questo rapporto con la memoria è fortissimo. In Paesaggi contaminati in realtà il rapporto è molto fisico con il paesaggio che lui analizza. Uno dei temi di partenza, ad esempio, si chiede: ma cosa farebbe un autore di un eccidio per coprire il proprio misfatto? Cosa pianterebbe per coprire le tracce di una fossa comune? Probabilmente alberi a crescita veloce, ma gli alberi a crescita veloce magari non sono tipici dell'area in cui è avvenuto questo eccidio. E lì, passo dopo passo, comprese anche, come dire, le cose che lui trova nel giardino di casa, una posata con i simboli delle SS, eccetera, ti riporta al tema del rapporto che noi abbiamo con la memoria. Uno, ad esempio, delle cose che mi ha colpito molto, o tra le cose che mi hanno molto colpito in quel libro, ad esempio c'è anche la decisione, ad esempio, di non riaprire più le miniere per vedere se ci sono all'interno cadaveri degli eccidi, no? Ad esempio, perché a un certo punto arriva il momento in cui dire: sì, sappiamo che ci sono, ma fermiamoci, trasformiamo quelle miniere in tombe e le rispettiamo. Oppure in Ucraina questi pullman che arrivavano di discendenti, ecco, di ebrei che erano stati probabilmente uccisi in quelle aree, per capire più o meno quale avrebbe potuto essere il luogo dell'ultima sepoltura e nella notte poi questi territori venivano di fatto scavati dagli agricoltori della zona, persone povere, perché rimaneva questo ricordo, anche in realtà errato, che gli ebrei probabilmente avevano con sé tutta una serie di preziosi, ma di fatto gli ebrei uccisi lì erano già stati, diciamo, avevano già perso tutto, insomma, ecco. Quindi insomma questo tema del paesaggio nel nostro catalogo è molto molto presente, e se uno guarda un po' i nostri libri, alla fine c'è sempre una grande parte di storia, c'è il paesaggio che questi libri attraversano, che quindi esce nelle storie dei protagonisti e viene riportato al pubblico italiano. Ovviamente devono essere libri che devono essere anche piacevoli per il nostro tipo di lettore, perché altrimenti rischiamo di portare in libreria dei libri che non hanno poi mercato. E questo è un altro tema, se vi interessa poi l'editoria, importante, nel senso che i libri devono vivere. No, noi possiamo fare dei libri bellissimi, ma se i libri poi restano in casa editrice, anzitutto la casa editrice fallisce, e questo è un tema base, ma poi ovviamente un libro è fatto anche per essere portato in giro, e quindi la casa editrice ovviamente deve impegnarsi, ma deve anche scegliere delle opere che siano comprensibili e siano anche veicolabili. Oppure, l'altro tema, e penso che in questo la casa editrice abbia lavorato in maniera seria in tutti questi anni, creare un tipo di lettore che segue poi il catalogo della casa editrice indipendentemente dal nome dell'autore. Ovviamente noi non ci possiamo permettere dei nomi famosissimi in Italia, però capita che poi alla fine ci sono molti lettori che entrano in libreria e chiedono che cosa è uscito di nuovo per Keller, perché si sono affezionati e si fidano sul tipo di scelta che noi facciamo all'interno del catalogo. Ritornando al tema, volevo parlarvi di alcuni libri, poi tornerò un po' sulla letteratura tedesca e austriaca, tra i nomi ad esempio anche Karl Markus Gauss, che è un altro grande autore austriaco, e poi su questi paesaggi contaminati chiuderò un po' su una contaminazione più simbolica, sul fatto che ad esempio la letteratura austriaca e tedesca è una letteratura secondo me all'avanguardia rispetto a quella italiana nel dare voce ai migranti di prima o seconda generazione all'interno della produzione letteraria. Possiamo, ad esempio, pubblichiamo
Sasha Stanisic, ad esempio, che è uno dei grandi autori bosniaci e ha vinto il German Book Prize, insomma, quindi autori che però ovviamente vengono da altri luoghi e riescono quindi però in una letteratura, in una lingua che è una lingua adottata e comunque imparata una volta arrivati in quel luogo, a creare dei romanzi che diventano romanzi importanti non solo nel mercato nazionale ma anche internazionale. Rispetto al Danubio e alle acque, c'è un libro di un autore serbo, Sasha Ilic, che abbiamo pubblicato lo scorso anno, che mi è piaciuto tantissimo, devo dire, si chiama Cane e Contrabbasso e l'inizio è totalmente ambientato su un fiume e siamo su una motonave, siamo dopo la guerra civile dei Balcani, dopo la guerra di Jugoslavia, e su questa motonave questo ex soldato, che è un musicista in realtà jazz, che porta con sé questo contrabbasso pesantissimo sulle spalle, viene portato a un ospedale militare, un ospedale psichiatrico, dove lui ed altri reduci della guerra dei Balcani vengono curati. Tutta la parte iniziale è una parte molto cupa e dolente del viaggio sul fiume, però allo stesso tempo poi tutto il libro diventa una sorta di omaggio quasi al topos letterario, insomma, della Montagna Incantata, perché ovviamente ci troviamo all'interno di un ospedale che è un mondo nel mondo. Quindi se volessimo trovare una similitudine italiana, forse penserei a Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Se non l'avete letto, leggetelo. È un autore siciliano che, come dice l'autore, ha creato una cosa bellissima all'interno di un ospedale per i malati di tisi. E invece in questo ospedale psichiatrico i soldati, che sono di varia estrazione, di varia etnia, come dire, affrontano il dramma del ricordo del dolore della guerra, e in realtà la soluzione che i medici adottano attraverso questa terapia sperimentale come dire, creata e portata avanti assieme a una multinazionale del farmaco olandese, è quella di eliminare i ricordi, quindi non di affrontarli. Il tema in realtà del libro è un tema molto politico, è il tema del rapporto del suo paese, della Serbia, con le memorie della guerra dei Balcani, eccetera. Però ricorre a questo tema, che secondo me è stato molto bello. Altro momento delle acque bellissimo è un autore che si chiama Ota Pavel, è un autore ceco, se non lo conoscete veramente leggetelo, è un autore che morì, L, sì, e è un autore che è morto giovane. Lui era, in realtà la famiglia si chiamava Popper, era una famiglia ebraica, che sopravvisse all'Olocausto, non entrò, riuscì comunque a non entrare nei campi di concentramento, almeno lui. La famiglia sopravvisse, però lui era anche un grande giocatore di hockey, divenne un grande reporter sportivo durante le Olimpiadi invernali di Innsbruck, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lui fuggì dal pullman e tutti pensavano che in realtà fosse fuggito per riparare in Occidente, per lasciare il comunismo. In realtà lo trovarono 2 giorni dopo che stava incendiando una fattoria austriaca, salvando però prima le bestie, perché era convinto che all'interno ci fossero, di aver riconosciuto al suo interno dei criminali di guerra, che lui, come dire, in realtà era già in una fase fuori dalla realtà, era ormai nel delirio psichiatrico, venne ricoverato, morì dopo alcuni anni, però i medici tentarono questa terapia della scrittura e gli chiesero però di ricordare delle cose belle della sua infanzia. Lui tirò fuori un libro bellissimo, appunto La morte di Caprioli Belli, che è una raccolta di episodi collegati, perché la storia della famiglia, eccetera, e tutti ruotano in realtà attorno all'acqua e alla pace che l'acqua gli dava, e alla pesca soprattutto, e nella quale lui trova solo pace e felicità. Ovviamente è un libro antidepressivo perché ti fa ridere tantissimo, ma sullo sfondo resta il dramma della storia, perché ovviamente c'è non solo la seconda guerra mondiale, c'è anche poi l'arrivo del comunismo, con la perdita dei posti di lavoro, col cambio degli stili di vita, eccetera. Però lui riesce in questo libro a creare questo mondo perfetto, che però non gli servì perché ormai lui era già oltre, i medici gli facevano vedere le fotografie della gente in fila nelle librerie, ma lui non riusciva nemmeno
a ricavarne consolazione. Insomma, fu un libro, uno dei grandi bestseller, probabilmente uno dei 3 grandi autori della Repubblica Ceca che hanno venduto tantissimo nell'epoca, insomma, assieme a Rabal, insomma, siamo a quel livello lì. Però fece di fatto questo libro e poi un libro postumo che noi abbiamo fatto per la prima volta a livello internazionale nella versione integrale alcuni anni fa, che forse meno perfetto, abbiamo anche messo dentro dei racconti che erano stati poi tolti, che abbiamo recuperato, però è stata una bellissima operazione secondo me. E poi sul tema del fiume, e che si ricollega appunto al tema delle, come dire, contaminazioni più simboliche, c'è questa autrice giovane che abbiamo pubblicato l'anno scorso, lei si chiama Yulia Marfutova, di origine russa, che ha scritto Il cielo cent'anni fa, ed è un libro delizioso, è un libro ambientato nell'inizio del Novecento, siamo di fatto nel 17, 16-17, in Russia. Non c'è una collocazione chiara, siamo nella profonda provincia russa e dove il fiume però scandisce la vita quotidiana. E lì lei è abilissima a trovare queste 2 figure che di fatto si dividono l'anima del villaggio. Poi ci sono le figure delle donne che sono sempre molto forti e molto ben caratterizzate. E da una parte c'è una dimensione scientifica o quasi pseudoscientifica con questo anziano che ha trovato per caso quello che rimaneva di un termometro al mercurio, e quindi solo della bolla e dell'asta di vetro, e che cerca di studiarlo, di vedere come reagisce in base al tempo, come dire, alle ore del giorno, e cerca poi di indovinare quale sarà il futuro, senza sapere la funzione che sia Mercurio e la sua funzione. E dall'altra parte invece abbiamo un'altra figura che invece è più, diciamo, vicina a una Russia mistica e spirituale, che vede appunto nel fiume un'anima, quindi come dire siamo in una dimensione non diciamo cristiana, quasi pre-cristiana, però tutto questo mondo che convive, che ha saputo convivere nel tempo per secoli, viene travolto poi ovviamente dall'arrivo della rivoluzione e dello scontro tra rossi e bianchi all'interno del villaggio. Insomma, una violenza che arriva inattesa e nemmeno compresa e che travolge il villaggio, insomma. Insomma, sono tantissimi gli elementi che uniscono centro e est. Ad esempio, una delle cose che io ho sempre pensato della casa editrice è che la casa editrice è di fatto per un editore un modo per imparare cose nuove. Ho sempre pensato che sia il più bel modo di continuare a fare lo studente a vita. Poi faccio la battuta a volte con gli stessi soldi, no, questa è una battuta, però sia un modo molto bello di continuare a imparare, perché almeno per come la interpretiamo noi, ad esempio a un certo punto ti chiedi che cosa stanno pubblicando di bello in Romania e cosa voglia dire essere parte della letteratura rumena, ad esempio, e quindi ti muovi per comprenderlo. Oppure ti muovi secondo altri filoni, insomma, noi i libri sui fiumi li stiamo facendo, anche i libri sui mari, adesso uscirà un libro sul fiume Amur, sul confine russo-cinese, che insomma da secoli viene gestito, come dire, segnato da questo fiume. Faremo un libro sul Mar Nero, sulle tantissime popolazioni che abitano il Mar Nero, le coste del Mar Nero. Quindi insomma stiamo veramente investendo tanto su questi libri obliqui, direi, che ci portano attraverso, come dire, popolazioni e letterature e ci fanno comprendere qualcosa di più rispetto a questo, ecco. Faccio adesso appunto due digressioni. E una cosa appunto che ho imparato è che noi abbiamo in Italia mediamente, parlo ovviamente del discorso comune, una percezione molto diversa su cos'è Mitteleuropa. Qui sarebbe interessante un librettino su cos'è la Mitteleuropa, sulla storia del concetto di Mitteleuropa, perché ovviamente spesso i lettori vengono da noi e ci dicono: "Ma voi fate solo cose dell'est". E dico: "No, noi facciamo cose dell'Europa centrale e qualcosa anche dell'est Europa". E quando parli con la gente della Repubblica Ceca, loro non si definiscono ovviamente autori dell'est Europa, si definiscono autori dell'Europa centrale, no? Quindi il nostro, come dire, angolo visuale sposta un po' più a oriente certe letterature, quando in realtà non si sentono ovviamente rappresentate nell'est. E per queste letterature l'est di fatto è tutto quello che è il mondo russo, ovviamente, che viene accettato o meno, temuto o meno dagli altri autori. E qui c'è l'altra grande anima della casa editrice,
che è quella appunto dell'esplorazione di questo Est attraverso gli occhi anche di chi non è a Est. Abbiamo fatto due libri di due autori che mi sono piaciuti molto. Uno è Paul Goma, pubblicato da noi e pubblicato anche da Voland. Un autore morto anche lui durante il Covid, molto anziano, viveva a Polide in Francia. Lui era stato uno dei pochi autori, scrittori ad essersi opposto pubblicamente a Ceausescu, quindi fu condannato ai lavori forzati sul Mar Nero, poi con una vicenda rocambolesca trovò rifugio in Francia, dove rimase apolide senza cittadinanza, rifiutò la cittadinanza rumena, eccetera. Scrisse dei libri molto. Obbligatori a No, no, lui disposizione non ricevette nemmeno la cittadinanza di francese. una Lui terra. rimase di fatto un I esule dati della Romania, personali però rifiutando la cittadinanza rumena. Scrisse dei libri molto belli, molto biografici, e noi abbiamo pubblicato questo libro che nel titolo originale è Din Calidor, il Calidor, il Calidor è una sorta di, come dire, architettura tipica rumena, una sorta di, come dire, di copertura che c'è davanti alla casa, una sorta di portico, ecco, e che lui collegava alla sua infanzia. È un romanzo di formazione bellissimo, però c'è una frase all'interno, c'è tutta una serie di riflessioni su cosa, sul rapporto, ad esempio, dei rumeni con la Russia. Quando i russi vengono, dicono che ti vogliono liberare, invece vengono, non se ne vanno mai più. Quindi, attraverso tutte queste piccole cose all'interno dei libri, tu capisci, ad esempio, molte cose in più rispetto a qual è il vissuto delle popolazioni dell'Europa centrale rispetto, ad esempio, al rapporto con la Russia, no? Storicamente col rapporto con la Russia. Cose che io non avrei mai imparato altrove, quindi questo mi ha veramente aiutato. E un'altra autrice è Maria Mattios, che è un'autrice della Bucovina, della Bucovina, Maria Mattios, della Bucovina, e che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, che è una traduzione molto difficile, perché il titolo è Da Russia alla Dolce, del libro, una traduzione molto difficile perché nella lingua dell'autrice c'è questo sedimento continuo di lingue diverse che è dovuto di fatto, che vuole restituire il continuo cambio di dominazione a cui la Bucovina è stata sottoposta. Quindi c'è l'ucraino, c'è il russo, ci sono tracce di tedesco, c'è polacco, insomma ci sono tante cose. E anche questo insomma è stato un libro interessante che ci ha raccontato. Anche lì l'acqua è molto forte, lei riesce come dire, calmare questi suoi attacchi di dolore e di ansia solo, come dire, facendo questi bagni nell'acqua gelata del fiume. Poi si capirà solo alla fine il perché di questi suoi attacchi. È un libro che ha come dire, ti porta fino alla fine senza comprendere, e poi ti fa uno svelamento incredibile. E tornando però al tema sì, resto sull'Ucraina. Poi ovviamente la casa editrice è una delle poche case editrici che prima del 22 si è occupata di Ucraina in termini, diciamo, continuativi. Nel nostro catalogo c'è Andrei Kurkov, che è di fatto il più importante autore ucraino vivente, che però scrive in russo, pur essendo ucraino, perché lui di fatto all'interno dell'Unione Sovietica era di una famiglia russa che fu spostata poi in Ucraina quando lui era bambino, e di fatto lui lì poi è cresciuto scrivendo e raccontando in russo, ecco. Abbiamo pubblicato invece un autore di nuova generazione, questo Markian Kamish, eh, che ha scritto un libro dedicato a queste, come dire, una passeggiata nella zona, si intitola questo libro dedicato a queste fughe illegali all'interno dell'area, come dire, vietata di Chernobyl. Ed è un'altra generazione rispetto a Kurkov. Kurkov racconta di fatto nei suoi libri una Ucraina che ha le radici mitteleuropee, ad esempio un romanzo ambientato a Leopoli, dove come dire, questa città prende quasi vita, addirittura anche lì l'acqua insomma, è molto presente perché a un certo punto dai rubinetti esce acqua salata, acqua di mare, non si capisce come mai. Poi Kurkov fa parte della tradizione ucraina, cioè lui è estremamente ironico, fa parlare gli animali, insomma, quindi ha proprio una tradizione molto forte. E soprattutto però lui si occupa di cosa è stato per l'uomo, diciamo, sovietico, il trovarsi da un giorno all'altro, dalla notte al giorno, senza uno Stato che pensasse a lui. Mentre Kamish
fa questo invece lavoro diverso. Lui è questa nuova generazione che guarda all'Occidente, che anche ha riferimenti stilistici forse più verso un certo tipo di vecchia narrativa americana, insomma, è una narrativa eh, che ha un andamento quasi contrappuntistico, insomma, è molto bravo ed è una riappropriazione di un territorio che gli era stato tolto. Suo padre era morto lì, erano di quelli che era andato a verificare se il sarcofago era stato fatto come doveva essere fatto e poi ovviamente per le conseguenze morte. Quindi si riappropriano attraverso questo libretto, questo romanzo di un luogo che era stato loro negato. Ecco. E tutta questa cosa che viene dall'est in realtà trova posto nel mondo tedesco, perché appunto devo dire che la mia idea di Austria e Germania è un'idea quasi di grande portaerei in mezzo a questa Europa, dove tantissimi autori che vengono dall'est ma anche da altri luoghi hanno trovato accoglienza. Prima ho parlato ovviamente di Stanisic, però si possono parlare di tantissimi altri autori. Una, ad esempio, che abbiamo pubblicato, un'autrice austriaca, che per noi ha avuto grandissimo successo, veramente tanto successo, è Nava Ebrahimi. Nava Ebrahimi, lei ha vinto il premio come migliore esordio per la letteratura austriaca alcuni anni fa, con questo libro molto bello, si intitola 16 parole, e sono 16 parole farsi iraniane che rappresentano in realtà questo viaggio di ritorno che lei fa dall'Austria in Iran, a Teheran, dove lei e la madre vanno per assistere al funerale della nonna. Lei è però una ragazza che è cresciuta in un Occidente libero, un Occidente dove una ragazza può uscire la sera, può andare in discoteca, può avere relazioni, come dire, amorose senza che siano all'interno subito del matrimonio, eccetera. E queste in realtà, identità diverse, l'identità sua, l'identità della madre che è una via di mezzo perché la madre è andata via quando era già adulta dall'Iran assieme al padre, e l'identità della nonna, che in realtà è una donna completamente iraniana, prendono forma in questi 16 capitoli molto belli, che in realtà raccontano un libro molto femminile, molto al femminile, in cui raccontano anche in realtà degli grandi spazi di libertà che queste donne iraniane riescono a trovarsi, nonostante vivono in un contesto di forte controllo, no? All'interno magari delle porte chiuse, ecco. E qui, ecco, adesso ho detto porte chiuse, salto su un altro autore questo tedesco, Stefan Hort, che lui invece è uscito nella collana del reportage e lui fa una serie di lavori che si chiamano appunto, che noi abbiamo tradotto in italiano, la Russia dietro le porte chiuse, l'Iran dietro le porte chiuse, adesso è la Cina dietro le porte chiuse, dove lui va e fa il reporter facendo couchsurfing. Quindi si fa ospitare nelle case soprattutto dei giovani, anche se in alcuni paesi, tipo in Iran, sarebbe illegale e proibito, per raccontare le nuove generazioni come queste raccontano il proprio paese. Adesso ho avuto questo, ecco. Sulle minoranze, ecco, secondo me loro sono molto avanti. Avevano sicuramente il premio Aspecte fino a alcuni anni fa, adesso non so se c'è ancora, che era specificatamente dedicato a questi autori che venivano da altre culture e che scrivevano in tedesco. Si è messo anche l'Aspecte, sì, grazie. E, e lì devo dire che era sempre un bel bacino per trovare autori interessanti, ecco. E, e devo dire che la Germania su questo è, secondo me, anche forse perché le migrazioni sono avanti di più generazioni probabilmente, e sta facendo un grande lavoro, ecco. Un'autrice che abbiamo pubblicato in questi giorni si chiama invece Olga Gresnova e ha fatto con noi 3 libri. Il primo libro e sono sempre libri molto politici. Lei è un'attrice molto brava, molto amata in Germania. E il primo è si intitola Tutti i russi amano le betulle ed è il rapporto, lei di origine è di Baku come origine di famiglia e si è trasferita poi in Germania, ha imparato il tedesco con la famiglia ebraica che ha deciso di stare in Germania. L'opzione era o andare in Israele o trasferirsi in Germania. Ha scelto la Germania che magari era più vicina alla casa originaria e si sentivano forse un po' più tranquilli i genitori. Il primo è Tutti i russi amano le betulle, è il rapporto con l'identità ebraica della famiglia. Il secondo in realtà è già un romanzo dirompente, comunque molto importante nella letteratura tedesca, perché esce proprio nel momento in cui
c'è la Merkel che apre le frontiere come dire, ai profughi che arrivano dal Medio Oriente e pubblica questo libro che si intitola Dio non è timido, che è un versetto del Corano, un titolo molto bello, e che racconta la storia di questi due personaggi, in realtà anche di estrazione borghese, perché lui è un medico e lei è una cantante di un cabaret notturno, che lasciano la Siria e si ritroveranno poi verso la Germania. Insomma, e racconta queste vicissitudini, questa fuga. L'ultimo invece è un romanzo storico appena uscito la settimana scorsa, che si intitola Il figlio perduto e che ribadisce come lei cerchi sempre dei temi molto forti. È un romanzo ambientato nel Caucaso, un romanzo storico ambientato negli anni 30 dell'Ottocento e racconta partendo da fatti veri, ovviamente poi vengono romanzati, come accade nei romanzi storici, vengono poi cambiati, la storia di questi figli, di questi imam, di questi capi guerrieri del Caucaso, che quando vennero poi conquistati dai russi, dalla Russia zarista nell'Ottocento, venivano presi e portati, come facevano poi i romani, a San Pietroburgo e venivano allevati all'interno della corte zarista, un po' perché rappresentavano una merce di scambio, perché affinché i patti venissero rispettati nel Caucaso, i patti sottoscritti, ma poi perché venivano poi allevati in un'altra cultura che era la cultura russa. E lei è bravissima a raccontare questa doppia coscienza, questa divisione interiore che hanno questi ragazzi, in particolare Jamaluddin, che è questo ragazzo, il protagonista principale, che vive, come dire, ha tutto a San Pietroburgo, una corte sfarzosa, tutto quello che gli viene offerto, però allo stesso tempo c'è la nostalgia di casa. È una grande riflessione anche sul colonialismo, che sta tornando molto e che altra cosa che noi in Italia forse abbiamo poco percorso, ma nell'ambito tedesco, anche francese, è molto viva, soprattutto sul tema delle riconsegne dei patrimoni artistici che sono stati portati via dall'Africa, ad esempio. No? In Germania sono usciti anche per Beck dei bellissimi libri su questo, in Italia è un dibattito che non ha preso piede e probabilmente abbiamo, magari, insomma, non ha preso piede, insomma, mentre in Germania ha preso piede. Ecco. Io direi che più o meno questi sono i temi, ecco. Forse ecco, gli altri spazi interessanti per noi sono le città. Uscirà un libro su Leopoli a fine anno, uscirà a metà anno un libro su Smirne, un'altra città simbolo, eccetera. E è uscito adesso il libro su Sarajevo di Miljenko Jergovic, un libro ponderoso in cui lui fa questa operazione, secondo me, geniale, in cui trasforma tutto in letteratura, dai racconti familiari ai racconti della città, agli elenchi telefonici, quindi si ciba di tutto per raccontare poi una Sarajevo, che è la Sarajevo però del dopoguerra e della fase tra la seconda guerra mondiale, dal dopoguerra fino a prima della caduta della Jugoslavia. Ecco.